Questo è il Prato della Valle, ci troviamo a Padova. Il nome deriva da pratum, termine che nel Medioevo veniva usato per indicare un grande spazio commerciale non pavimentato, e valle, come quelle da pesca, perché dopo la fine dell'impero romano l'area finiva spesso allagata. Sappiamo dai documenti che fino al XII secolo qui si tenevano fiere, rappresentazioni sacre e giochi. Nel XV secolo viene realizzata una forgia, che richiedendo molta acqua fa tornare nel Prato della Valle un acquitrino. Nel 1766 si inizia a usare l'area per le corse delle bighe, che continueranno fino al Novecento. Nel 1767 l'amministrazione cittadina, dopo lunghe lotte, riesce ad ottenere dal monastero di Santa Giustina il Prato della Valle. Nel 1775 Andrea Memmo arriva in città come provveditore straordinario e per Padova ha due obiettivi essenziali, il rilancio commerciale e interventi di igiene pubblica, che trovano una perfetta sintesi nel suo progetto per Prato della Valle. Molti pensano che il suo intervento fosse ideato per agevolare gli eventi fieristici e creare un luogo di passeggio per il resto dell'anno, ma secondo altri il suo obiettivo principale era creare un circuito per le corse di cavalli, bighe e altre competizioni, con una gradinata esterna per poter ospitare il pubblico, a cui Memmo ha dovuto rinunciare. La canaletta è connessa al canale Alicorno e serve anche per impedire il ristagno delle acque e i fenomeni di impalludamento che colpivano periodicamente l'area. Per poter realizzare l'isola Memmia sono serviti più di 10.000 carri di terra. Una volta completata ha ospitato 54 botteghe in legno, poi dimezzate e mantenute per alcuni anni solo sulla metà sud. Nei progetti iniziali dovevano esserci 3 anelli di statue, ridotti poi a 2 prevedendo 88 sculture. Vengono costruite negli anni tramite raccolte fondi private, che sono servite anche a finanziare i lavori generali. Alcune sono andate perdute, come quelle dei 5 dogi veneziani distrutte durante il periodo napoleonico. Nel 1838 si arriva al numero attuale di 78 statue. Su 2 ponti, per riempire i piedistalli vuoti, vengono posizionati 8 obelischi che prima erano lungo i viali. Sul ponte nord invece rimangono 2 spazi liberi. La fascia di verde esterna è opera di Giuseppe Iappelli, architetto del Pedrocchi e di molte opere padovane della prima metà dell'Ottocento. Nel 1926 viene inaugurata la fontana, prevista nel progetto di Memmo ma non ancora realizzata. Oggi il Prato della Valle rimane un punto di riferimento per i padovani ed è palcoscenico dei più importanti eventi cittadini.